Buonasera a tutti e vista l'ora non vi preoccupate, non farò una carrellata ancora più veloce di quella che si può fare a quest'ora qui. A me l'ingrato compito di interrompere la poesia e la magia delle relazioni che mi hanno preceduto, che ci hanno fatto viaggiare nella storia, nell'economia, nelle ricerche che hanno fatto questa terra, questo luogo un luogo importantissimo, e portarvi invece alla realtà e alla concretezza che il lavoro della Regione fa quotidianamente da quando ha in gestione questo importantissimo patrimonio. Infatti il ruolo della Regione effettivamente la proposta e il programma dei lavori che ha dato l'amministratore Rozzi Marin è assolutamente interessante, perché forse con la chiusura, con la relazione appunto mia e della collega, ha voluto portarvi sì crudamente alla realtà, ma anche a quelli che dovrebbero essere i primi fondamenti di quella che vuole essere la storia futura della villa. Fino adesso abbiamo sentito la storia passata, ma adesso bisogna anche pensare a far vivere la villa e costruire quindi quella che sarà la storia futura. Allora iniziamo. È andata avanti. Bene, allora è stato già anticipato, nell'84 l'Istituto Regionale Ville Venete acquista in nome per conto della Regione una parte del complesso, che è la Foresteria Vecchia, via un primo intervento di restauro che si è concluso nell'84. L'acquisto dell'intero compendio avviene il 12 maggio 2005, è un atto di compravendita che fa proprio l'Istituto Regionale Ville Venete, che agisce in nome per conto della Regione del Veneto e la Fondazione Ghirardi. E da quell'anno inizia e si avvia un programma di interventi di recupero, di messa a norma dell'immobile in base a anche un accordo programmatico abbastanza articolato. Nel 2008, quindi dopo pochi anni dall'acquisto, ci si pone anche come Regione il tema della gestione, della valorizzazione dell'impegno sulla villa. La Regione nel 2008 fa la scelta di affidarla alla società immobiliare Marco Polo, società totalmente partecipata dalla Regione, a cui vengono assegnati la gestione integrata di tutti i servizi afferenti al complesso monumentale. Gestione prima in via transitoria, poi rapporto di fiducia con l'immobiliare Marco Polo è continuato ed è confermato anche nell'attuale assetto. Che dà una certa quindi continuità anche appunto alla storia dei rapporti della villa. Iniziamo invece a parlare dei lavori e quindi al fatto che noi possiamo usufruire di questo compendio e quindi cominciare tutti noi a scrivere la storia futura della villa con i lavori di manutenzione e valorizzazione. Iniziano dei primi lavori che riguardano soprattutto il parco, in parte ne ha anticipati anche il dottor Mezzalira che mi ha preceduto, quindi si fa anche una ristrutturazione per garantire, cominciamo dalla fruizione del parco e quindi si mettono in sicurezza, si realizzano gli interventi igienico-sanitari aperti anche ai disabili sul parco. Queste sono alcune foto del parco. Si sistema anche il parterre, sia quello anteriore che quello posteriore. Infatti l'assetto che noi vediamo adesso è stato risistemato proprio grazie a questi interventi della Regione. Diciamo che fino al 2014 sono numerosi gli interventi che sono fatti, forse poco visibili perché hanno riguardato prevalentemente alcune zone interne della villa, perché sono stati sistemati il sistema del wifi, è stato avviato un sistema di adeguamento e messa a norma degli impianti di sicurezza, quindi la fruizione infatti per il pubblico passa innanzitutto e preliminarmente dalla messa in sicurezza degli impianti. Sono state restaurate alcune sale interne, sono state sistemate le terrazze, lo chalet al parco, insomma è stato fatto un enorme lavoro anche fino al 2014. Scorro perché sia per il tempo ma anche perché conosco molto di più la storia degli ultimi 2 anni, degli interventi dei lavori fatti negli ultimi 2 anni, perché io gestisco e mi occupo di valorizzazione del patrimonio, in particolare della valorizzazione di questa villa solo dal 2016, anno di cui ho avuto questo incarico. E nel 2016, appena sono arrivata a dirigere questa struttura, mi è stata posta una sfida molto ambiziosa. E cioè io sono arrivata il 1° luglio e mi è stato detto entro 6 mesi devono essere investiti, impegnati, aggiudicati dei fondi importanti che vengono dai fondi europei, fondi FAS e FSC, per il recupero delle scuderie.
Per chi non lo sa, ma io sono un avvocato, chi si occupa di appalti forse lo sa, a luglio 2016 si cominciavano a vedere le prime direttive ANAC. 2 mesi prima era stato adottato il nuovo codice dei contratti e gare di lavori a luglio 2016 ancora non se ne erano viste, quindi la sfida era particolarmente impegnativa perché appunto bisognava costruire una gara secondo un nuovo codice dei contratti con un'imposizione dell'ANAC molto forte, quindi faceva venire i brividi nella schiena a tutti. Ma ce l'abbiamo fatta, infatti nel luglio, 18 luglio, dopo 15 giorni abbiamo approvato il progetto definitivo, codice alla mano, siamo riusciti a incaricare, ad affidare l'incarico di progetto esecutivo, a ricevere il progetto e a approvare il progetto il 21 ottobre 2016. Dal 21 ottobre 2016 è partita la lotta contro il tempo per riuscire ad aggiudicare e quindi a destinare per la valorizzazione della villa questi fondi europei. Siamo riusciti dividendo il progetto in 3 lotti e quindi affidando con 3 procedure, e qui ci è venuto incontro anche il MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione, perché ha permesso anche questo di fare delle scelte sul mercato elettronico e quindi velocizzando alcuni tempi. Abbiamo quindi affidato il consolidamento strutturale a opere edili, la dotazione impertistica, il restauro e riqualificazione delle facciate. I lavori sono in fase di completamento. Chi ha avuto la possibilità di fare una passeggiata per il parco avrà visto sicuramente queste impalcature che riguardano la scuderia e che stanno comunque segnando gli ultimi step dei lavori che sono partiti nel 2016. Bene, arriviamo al 2017, anche il 2017 ci vede 2 sfide ambiziose, perché da un lato bisogna continuare gli interventi di adeguamento degli impianti antincendio, della prevenzione incendi, e quindi cominciamo a sviluppare a portare a completamento con l'approvazione del progetto esecutivo che avviene i primi mesi del 2017. Avvio della procedura di affidamento, la avviamo all'inizio estate e riusciamo dopo 6 mesi ad aggiudicare entrambi i lotti, quindi sia lotte a opere architettoniche che opere impiantistiche, perché come sapete i lavori viaggiano anche per categorie di interventi e quindi devono essere in alcuni casi separati. Nel 2017 però l'immobiliare Marco Polo ci avverte che c'è una grave emergenza, ci sono infiltrazioni molto preoccupanti dal tetto sul corpo centrale che stanno danneggiando seriamente gli affreschi, quindi senza progetto dobbiamo cominciarci a porre il problema del tetto e al 13 settembre incarichiamo per la progettazione definitiva esecutiva del tetto del corpo principale. Approviamo il progetto a novembre e miracolosamente riusciamo ad aggiudicare intanto il primo lotto per il fine anno. Il 17 novembre diciamo la procedura e il 13 dicembre riusciamo ad aggiudicare i lavori, questi con fondi regionali. Seguirà con fondi invece dell'IRV durante il 2018 anche l'indizione della procedura del secondo lotto e l'aggiudicazione consegna cantieri proprio di primi di ottobre. Sono interessanti i lavori del tetto che stiamo facendo anche perché ci hanno permesso, oltre ovviamente al consolidamento, al recupero e a riparare i possibili danneggiamenti che stavano già iniziando ad avere gli affreschi delle sale interne, ci ha permesso anche di recuperare la terrazza sommitale che alla fine dei lavori sarà anche accessibile e fruibile al pubblico e che consente davvero una vista strepitosa dall'alto di tutto il parco e di tutto il compendio. Queste sono alcune fasi delle lavorazioni. L'ultimo tranche di lavori che abbiamo avviato, sempre in questo scorcio d'anno, tra fine 2017 e inizio 2018, sono i lavori di restauro delle facciate dei fronti secondari. Anche qui l'incarico è partito a fine settembre 2017 e abbiamo approvato il progetto a inizio 2018 e siamo arrivati ad ottobre adesso ad avviare la procedura di affidamento che contiamo di chiudere entro fine anno. Questi tempi sono stati dettati anche dal fatto che, avendo avviato i lavori di recupero del secondo lotto del tetto, quelli che vedete, permettevano quindi di utilizzare l'impalcatura sia per completare i lavori del tetto sia per portare avanti i lavori di restauro delle facciate.
I lavori di restauro permettono di risanare la facciata, di sostituire e riparare gli scuri e quindi di proteggere di conseguenza gli affreschi che sono all'interno della villa. Un ultimo flash ve lo voglio dare dicendovi che nel 2018 abbiamo ritenuto, comunque avendo avviato i lavori ed essendoci resi conto della complessità del sito e degli interventi dei lavori da fare, abbiamo voluto affidare un incarico di studio all'Università di Padova, al Dipartimento di Beni culturali, Archeologia e Storia dell'Arte, ma per fare delle indagini georadar e geoelettrici sul parterre e sottoservizi, per riuscire a individuare i sottoservizi e soprattutto individuare le zone di criticità che richiedevano quindi una scala di interventi, di priorità di interventi nella programmazione delle attività della future annualità. Queste indagini sono state appunto georadar, geoelettriche, ma anche integrate con indagini FDM, prove sismiche laddove è necessario. Il metodo georadar, come sapete, sono molti tecnici presenti, quindi è un sistema poco invasivo che, mettendo delle onde elettromagnetiche ad alta frequenza con un'apparecchiatura ovviamente apposita, dal segnale di ritorno e dalla misura del segnale di ritorno riesce a tracciare la presenza di elementi sotto il sottosuolo. Questo è il campo di indagine, cioè solo la parte del corpo centrale, che era quella che ci interessava per i lavori che avevamo programmato di avviare. Qui vedete le tracce dell'università che ha sondato per 50 cm, ogni 50 cm una sonda, ma vedete nell'immagine a colori, che qui è riportata con uno zoom, nella foto diciamo sotto, quel triangolo blu che vedete è l'indice dove sono stati rilevati nella parte anteriore le probabilissime condutture, sistemi dei sottoservizi, perché la linea netta dà questa lettura. Invece preoccupante e interessante nello stesso momento è la foto sopra, che invece è il retro della villa, dove la macchia blu che misura l'elemento di alta conduttività che c'è, denota che lì ci sono delle infiltrazioni d'acqua, per cui abbiamo già individuato il prossimo intervento, cioè se la peschiera sta perdendo, ma soprattutto abbiamo evidenziato con questo studio che il settore di intervento e di consolidamento richiede un intervento più urgente di quello che pensavamo di poter rinviare. I prossimi passi sicuramente sono l'avanzamento del progetto di adeguamento dell'antincendio e abbiamo avviato e quindi contiamo di mettere in cantiere il progetto di valorizzazione delle essenze arboree del parco con Veneto Agricoltura, con cui abbiamo avviato la collaborazione e recuperato quella che vogliamo essere la terza fase, diceva il dottor Mezzalira, per cui investiamo sulla terza fase di recupero del parco, oltre a continuare col recupero delle sale interne.